47 proprietari di bar, ristoranti e pasticcerie Padova non si ferma, che durante il periodo dell'emergenza hanno creato un'associazione lavorando nel nome della solidarietà, ma adesso guardano al futuro con incertezza. Un brindisi insieme con le istituzioni, presente la Regione con l'assessore Marcato e il Comune con l'assessore Bressa. La grande incognita resta una: bene la riapertura del 18 maggio, ma come? C'è molto altro da fare ovviamente, non ultimo il tema delle prescrizioni per le aperture, cioè dobbiamo essere molto chiari: se rimangono le prescrizioni INAIL, la stragrande maggioranza di bar, ristoranti, alberghi, pizzerie, pasticcerie lunedì non apre, perché non è sostenibile finanziariamente, economicamente, un'attività dove tu puoi far accedere al tuo locale un terzo della tua potenzialità. Questo lo capisce anche un bambino di 6 anni, e quindi insomma noi abbiamo preparato il nostro vademecum, siamo in una interlocuzione fortissima con il governo nell'auspicio che ci diano discrezionalità massima per dare le nostre linee guida che sono state costruite con gli esercenti. Io confido che nelle prossime ore si trovi un punto di equilibrio sui protocolli di sicurezza che consenta di non snaturare queste attività. Al tempo stesso noi come Comune stiamo facendo il massimo, quindi allargamento dei plati attici, abbiamo dato la ZTL gratuita per le consegne a domicilio, abbiamo predisposto uno sconto totale per l'occupazione di suolo pubblico, lo sconto per quanto riguarda la tassa sui rifiuti per il periodo in cui le attività erano chiuse. Luca Scandaretti è titolare di una nota pasticceria piuttosto ampia. Una delle sue sale poteva ospitare una settantina di persone, da lunedì saranno 25. Lunedì è fra 3 giorni e fa un po' sorridere, no? Perché noi come pasticceria abbiamo la fortuna di aver aperto un po' prima, però è anche vero che abbiamo pochissimo tempo per sapere cosa ci aspetta, per cui da lunedì c'è l'apertura dei cancelli, chiamiamola così, sia per la popolazione, sia per la gente, sia per noi, però non abbiamo ancora le idee chiare. È impossibile poter stare alle regole che ci hanno appena proposto, dobbiamo sicuramente essere un po' più elastici, se no non si può lavorare. Presidente di Padova non si ferma un ristoratore, Ivan Totaro, fiero di quanto fatto insieme a persone del settore in modo spontaneo. Quindi abbiamo consegnato 15.000 pasti fatti da ristoratori che si sono prodigati a farli, prepararli e consegnarli non solo a chi ne aveva bisogno, ma anche alle persone che in quel momento stavano combattendo negli ospedali, e volevamo gratificarli in qualche maniera. Quello che ci aspettiamo è sicuramente collaborazione da parte delle istituzioni, e se questa collaborazione non arriva dal governo abbiamo bisogno di trovarle sul territorio.